siamo assolutamente contro la violenza. Purtroppo la concessione di questo corteo sarebbe una cosa veramente drammatica, mi pare. Anche il presidio, visto che sicuramente Casa Pound si pone assolutamente al di fuori della Costituzione, perché questo è, ci sembra grave. L'Associazione Partigiani di Padova annuncia un presidio pacifico per sabato 15 marzo, la data scelta da Casa Pound per una manifestazione nazionale nella città del santo del movimento di estrema destra, che sceglie uno slogan provocatorio contro la mafia antifascista che surriscalda i toni. È un'offesa alla Costituzione il fatto che questi qua facciano un corteo o una manifestazione contro la mafia antifascista, quando antifascista è la nostra Costituzione. Allora la Costituzione è mafiosa a questo punto. Casa Pound vuole fare un corteo, ma ora il percorso ancora non sono noti, si attende il via libera della questura. Massima attenzione all'ordine pubblico e alla sicurezza dopo quanto accaduto in Prato della Valle lo scorso 15 febbraio, quando alcuni esponenti del movimento di estrema destra vennero aggrediti durante un banchetto da una trentina di attivisti del centro sociale Pedro. Violenze condannate da tutta la politica, ma la volontà di Casa Pound di fare un corteo accostando la parola mafia al valore dell'antifascismo preoccupa. Il caso arriva in Parlamento con il Partito Democratico, che ha presentato un'interrogazione al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Ho chiesto al ministro cosa intenda fare, quali iniziative intenda adottare riguardo a questa manifestazione, anche riguardo l'opportunità di autorizzare una manifestazione che appare avere degli slogan, delle finalità, dei contenuti che sono incompatibili con i valori e i principi della nostra Costituzione. Penso che sia particolarmente grave accostare la parola mafia alla parola antifascismo, che è un valore costituzionale e che sicuramente vive ancora nella città di Padova, che è l'unica città in Italia la cui università è stata insignita della medaglia d'oro al valore militare. In questo senso abbiamo presentato un'interrogazione, ovviamente sempre e fermamente condannando qualsiasi forma di violenza di piazza. Casa Pound stima oltre 500 partecipanti e punta il dito contro i metodi dell'aggressione in Prato della Valle. L'amministrazione comunale padovana però è preoccupata per il corteo di estrema destra. Preoccupa sicuramente per questioni di ordine pubblico, perché conosciamo i metodi di queste persone, preoccupa per il messaggio. Siamo di fronte a un paradosso storico. Manifestare contro l'antifascismo è qualcosa che ribalta il senso della storia. Il vice sindaco invita ad una reazione pacifica della società civile contro il corteo. Di sicuro si preannuncia un sabato blindato per la città.